Euroregione.news. Io non scendo, si intitola così la mostra fotografica promossa e organizzata dall'ERPAC, ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, in corso dal 17 maggio al 25 agosto nelle sale del Magazzino delle Idee a Trieste, curata dalla giornalista e scrittrice Laura Leonelli, appassionata collezionista di fotografie anonime. Le oltre 250 fotografie esposte nascono proprio dal libro di Laura Leonelli, edito da Postcard, il cui titolo è anche quello della mostra. Io scendo dall'albero, donne che in un arco temporale che copre dal 1870 al 1970 hanno scelto di farsi ritrarre in cima agli alberi, testimoni della forza liberatoria, dell'ascesa, dell'atto della disobbedienza rispetto ai canoni che volevano la donna ancorata al terreno. Donne mistiche, scrittrici, filosofe, ecologiste, imprenditrici, alpiniste che salgono sull'albero della consapevolezza e della propria realizzazione. Tra le protagoniste Louisa May Alcott, Simone de Beauvoir, Pippi Calzelunghe, Angela Carter e le triestine Bianca Di Beaco e Tiziana Weiss e l'udinese Riccarda De Ecker. A queste ultime tre grandi scalatrici la mostra rende particolarmente omaggio, perché chi meglio di una scalatrice prosegue l'ascesa iniziata sugli alberi? Tre scalatrici, due generazioni e una città dove le donne sono state più libere che altrove. A Trieste hanno iniziato presto ad arrampicare e nessuno l'ha trovato strano. Salire sull'albero per una donna porta in sé un messaggio potente rivolto a se stessa, alle altre donne e agli uomini. Allora, è un messaggio importante perché alle donne era impedito salire sugli alberi. Alle bambine si diceva tu non puoi salire sugli alberi. Allora è chiaro che ogni negazione diventa invece una ricerca, una domanda: perché non posso salire sugli alberi? Che cosa vuol dire invece salire per me e per tutte le donne? Io non scendo ha questo gioco nel titolo, una prima parte che è negativa, io non, ed è un io non molto tipico nella storia delle donne. Io non posso, io non sono abbastanza brava, io non sono abbastanza bella, io non. E invece questo io non diventa positivo quando io non scendo. Io da questa posizione, da questo piccolo orizzonte che mi si sta aprendo davanti agli occhi, bastano pochi centimetri per cambiare orizzonte. Bene, questo orizzonte così ampio, così libero, così nuovo è il mio nuovo orizzonte. Quando ho cominciato a occuparmi di fotografia anonima circa una decina d'anni fa, ho cominciato a trovare immagini di donne fin dal 1870 che si sono fatte fotografare sugli alberi. La domanda è perché? Perché questo ritratto così singolare? E cercando, studiando, ho scoperto che di fatto le donne che cominciano a salire sugli alberi e che dichiarano una nuova identità, una nuova consapevolezza, sono donne che entrano nella letteratura. La mostra mette in fila scatti fotografici provenienti dagli Stati Uniti, dall'Europa e ogni angolo del Mediterraneo, immagini anonime in bianco e nero, seppiato dal tempo, ripescate dagli album di famiglia che ci raccontano di un'epoca in cui la fotografia valeva tantissimo. Una mostra curiosa ed insolita, ci racconta di disobbedienza e realizzazione di se stesse, una mostra da visitare per riflettere e crescere. Sì, una mostra senza dubbio insolita perché racconta le storie di moltissime donne attraverso degli scatti che poi non sono degli scatti d'autore, non sono degli scatti pensati, programmati, ma sono degli scatti spontanei, quindi appunto raccontano anche storie di spontaneità, movimenti di un'espressione di liberazione, una volontà di elevarsi al di sopra della quotidianità che appunto è del tutto così spontanea e che non è neanche in sé una affermazione ancora di libertà, ma è un'aspirazione alla libertà, ed è questa la cosa più importante, nel senso che sono dei gesti che ancora non sono così rivoluzionari in modo consueto, non vediamo delle suffragette ma vediamo delle donne che manifestano la volontà di uscire da un contesto così domestico, di chiusura, dove si devono attenere a delle regole, anche delle regole di abbigliamento, invece manifestano tutta la propria libertà. E appunto tutti questi aspetti di spontaneità dello scatto e del gesto sono quelli che troviamo qui attraverso 250 immagini.